Buonasera, benvenuti, bentornati per molti di voi a questa, anzi a quella che doveva essere l'ultima serata di Soligo in Rete. Purtroppo Tony Capuzzo, visti i fatti accaduti a Parigi, oggi si è fermato a Milano, anzi mi hanno detto che è stato anche intervistato, era in diretta su Canale 5. In ogni caso lui ha dovuto montare un'edizione straordinaria del suo programma Terra, che andrà in onda domani sera, e quindi oggi era appunto a Milano, non riusciva assolutamente ad essere qua, e quindi la serata delle 19, l'appuntamento delle 19 è stato, per cause di forza maggiore, posticipato. È posticipato a domani sera alle ore 20. Quindi questa sarà la sesta e penultima serata di Soligo in Rete, questo meeting sull'informazione che abbiamo lanciato quest'anno per cercare un po' di esplorare qualche angolo, qualche scorcio del giornalismo. Quest'anno abbiamo voluto in particolare dargli un po' un'accezione sul versante economico del giornalismo, o meglio esplorare il rapporto fra giornalismo ed economia, e quindi sotto questo aspetto credo che lo scandalo Mose cada un po' a fagiolo. Con noi abbiamo Maurizio Dianese, giornalista del Gazzettino di Venezia per 30 anni, un trentennio in redazione a Venezia. Nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Molti, credo, di voi se lo ricorderanno non solo come autore di articoli sulla mala del Brenta, forse il più esperto manierologo, cioè il più esperto conoscitore e scrittore di Felice Maniero, sul quale ha scritto 2 libri, anche in settimana per i lettori del Gazzettino. Abbiamo visto, io ho letto un articolo sulla vicenda appunto Maniero e anche sulla vicenda che ha coinvolto la trasmissione Report di Rai 3. Stasera, Dio volendo, parleremo o quasi solo di scandalo Mose. Ad intervistare Maurizio Dianese sarà Angelica Montagna, giornalista televisiva e essa stessa scrittrice. Ricordo solo che Maurizio Dianese ha scritto a 6 mani questo libro assieme a Gianluca Amadori, che è anche lui giornalista del Gazzettino, nonché presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, e a Monica Andolfatto, che è un'altra giornalista veneta. In bocca al lupo. Grazie. E buona serata a tutti. Grazie, benvenuti e benvenuto caro collega, perché avete scritto un libro che è una bomba, è un libro che descrive un po' Mose, la retata storica, quelli che sono i retroscena di questi arresti eccellenti, di questo fatto avvenuto il 4 giugno 2014, che però ha cambiato non solo l'assetto politico della nostra regione, quindi del Veneto, tant'è che proprio il governatore, il sindaco di Venezia sono stati coinvolti, ma insomma ha coinvolto anche molti rapporti sociali, e poi vedremo perché. Ed è un libro molto bello perché parla di questi 3 giovani PM che addirittura hanno paura di essere intercettati, di scrivere mail, come voi avete detto, di scrivere messaggi, quindi si confrontano nei corridoi, nei giardini, e sembra un po' di vedere Borsellino e Falcone quando vediamo qualche immagine di repertorio, camminare nei corridoi e magari dirsi le cose più importanti. Però insomma questo libro va letto, è un libro stupendo, io l'ho trovato veramente illuminante, perché non solo si tratta di un libro che è un documento storico, perché in realtà dentro ha anche degli atti giudiziari che noi riusciamo a leggere, però in realtà appunto parte dall'inizio di 3 anni prima, il 2014, di cose che noi non sappiamo, di cose che già si sapevano, di cose
che venivano investigate, cimici, spioni, ma spiati, e poi gente che ha paura, vuole sapere la procura, insomma è veramente bello. Ken Follett e John Grisham qui veramente potrebbero elogiarvi, perché è un libro molto bello e soprattutto man mano cresce, sembra un giallo, e la cosa bella o la cosa brutta è che invece si tratta della realtà. Allora, innanzitutto grazie Dianese per essere qui. Intanto come si snoda allora questo libro? È un libro che racconta il più grande scandalo che ci sia mai stato, non solo nella storia italiana, ma nella storia d'Europa, perché fatti tutti i conti parliamo di 1 miliardo di euro di soldi che sono usciti dalle tasche dei cittadini che pagano le tasse, che sono stati investiti dal Consorzio Venezia Nuova, una parte in corruzione e sostanzialmente nel comprarsi un consenso. Per farvi una proporzione, quando parliamo di Tangentopoli ci riferiamo alla Maxi Tangente Enimont, sono 140 miliardi di lire, cioè 70 milioni di euro, qui 100 milioni di euro all'anno per 10 anni fanno 1 miliardo, questa è la proporzione. Per costruire che cosa? Per costruire le dighe mobili che dovranno fermare l'acqua alta a Venezia, il cui costo complessivo dovrebbe essere tra i 6 e i 7 miliardi di euro. Quindi un sesto più o meno è andato via, è andato buttato al vento. Come? In parte per colpa dello Stato, perché a suo tempo, quando è stata fatta la legge per la salvaguardia di Venezia, si è deciso che ci sarebbe stato un unico interlocutore, che è il Consorzio Venezia Nuova, che avrebbe avuto al suo interno delle ditte che avrebbero fatto tutti i lavori. Che cosa prevedeva la legge? Che il Consorzio Venezia Nuova automaticamente prendeva il 12% dell'importo complessivo. Il che significa che il Consorzio Venezia Nuova aveva tutto l'interesse a tirare in lungo l'opera e a spendere il più possibile, cosa che è puntualmente avvenuta. Non solo il 12% di cosiddetto aggio, che è la stessa parola che usiamo per le sigarette o per la benzina, tanto per capirci, ma il Consorzio Venezia Nuova non aveva nessun obbligo di appalto e quindi, siccome normalmente negli appalti si tira giù il prezzo di partenza mediamente del 30%, noi abbiamo pagato tutto il 30% in più. Quindi un'appetibilità per l'affare sporco, perché in realtà insomma appetibile con questa legge del 12%. Cioè lo Stato ha fatto la sua parte ed è il principale responsabile. Quando dico lo Stato ovviamente dico i governi del tempo che si sono succeduti nel tempo. Teniamo presente che l'idea di fermare l'acqua alta parte nel 1966 quando c'è la grande alluvione di Venezia, quando Venezia va sott'acqua per la prima volta. Dal 1966 arriviamo a mettere giù la prima pietra ieri l'altro, cioè l'ultimo governo Berlusconi. E quindi passano 40 anni senza problemi a discutere. Tra l'altro la curiosità è che la prima gara che viene fatta per dire presentateci progetti, diteci che cosa avete intenzione di fare per fare l'acqua, finisce con una bocciatura totale, cioè il comitato degli esperti dice non c'è un modo che sia utilizzabile per fermare l'acqua alta. Dopo anni e anni riparte il progetto, tant'è vero che noi per dare il senso di come è vissuta a Venezia la cosa, raccontiamo una barzelletta che secondo me fotografa bene la situazione. E cioè raccontiamo che il giorno dopo gli arresti c'è un dialogo fra due gondolieri, uno dice all'altro: hai saputo che hanno arrestato tutti, eccetera, però insomma c'erano un sacco di progetti alternativi al Mose, e l'altro gli dice: beh, certo che c'era la Pirelli che proponeva di mettere delle specie di salsicciotti per fermare l'acqua, c'era l'altro che voleva sollevare Venezia con i martinetti, insomma no, dice, c'era uno che avrebbe risolto definitivamente il problema, bastava sparare un razzo contro la Luna, modificando la rotazione della Luna, avremmo fatto in modo che andavano sott'acqua le Seychelles e salvavamo Venezia. E allora dice: ma perché non si è fatta sta roba? Costava troppo poco.
Ecco, questo la dice Costava lunga. troppo poco, questa è la questione. Ecco, poi tra l'altro il MOSE sappiamo che entrerà in funzione non prima del 2018 2018, però nel frattempo è cambiato anche il livello del mare, delle acque, giusto? Per cui lo dovremmo tenere o sempre aperto o sempre chiuso, in realtà. Se vogliamo contemporaneamente far funzionare il porto, dovremmo tenere il Mose sempre chiuso, cioè con le paratoie abbassate, se no le navi ovviamente non passano. Se invece vogliamo salvare Venezia dalle acque medio-alte, cioè a oltre i 110 centimetri che mandano sotto Piazza San Marco e la parte diciamo tra Rialto e Piazza San Marco, dovremo sempre tenere le paratoie aperte. È un progetto vecchio di Ecco, 40 e lì anni. si aprirebbe un'altra questione enorme proprio su i vari processi di quando si presentano appunto i vari progetti, no? A volte sono progetti vecchi, vengono approvati, poi il tempo dell'approvazione ormai sono obsoleti, eccetera. Sì, fai conto Sì. Angelica che la prima pietra è 14 maggio 2003, 37 anni dopo l'alluvione. Sì. 37 E anni questa ci sono voluti. la dice lunga. Torniamo però al libro e torniamo Alla un po'. mangiatoia. Sì, alla mangiatoia, è vero. E torniamo un po' a quelli che sono i protagonisti di questo giallo. Intanto c'è un pool di 3 candidi giovani, che però hanno esperienza, tant'è che uno viene dall'antimafia, sono 3 PM, Sì. parliamo di questi 3 che incominciano ad annusare. E perché incominciano a annusare? C'è qualcuno che dice, ma c'è qualcosa di strano in questa cosa, e tant'è che è la PM, la donna, questa brava dottoressa, che crede e dice, sì, forse qualcuno ha visto giusto, mettiamoci il naso. Beh, intanto, visto che fate i convegni sul giornalismo, una volta tanto questa è una pagina buona del giornalismo, cioè per 20 anni sono state scritte queste cose, non tanto sulle ruberie, ma sul meccanismo che era truffaldino, tant'è che Cantone dice questa per Venezia è una legge criminogena, ovvero è stata fatta in modo da favorire il ladrocinio. Quindi per 20 anni i giornali hanno lasciato intendere che c'era qualcosa che non andava. Come parte l'inchiesta? Come sempre parte da un banale controllo della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza va in una cooperativa di Chioggia e si stupisce del fatto che i massi che vengono messi sulla diga a Chioggia per bloccare le paratoie fanno il giro per il Canada, vengono acquistati in Istria, passano per il Canada prima di arrivare a Venezia. Immediatamente si cerca di capire qual è il meccanismo e si scopre che in realtà sono giri di carte, ovviamente, non giri di sassi. Questi giri di carte servono a far sì che un masso che costa all'origine 200 euro alla fine costi a noi 800 euro. I soldi che fanno la differenza sono quelli che finiscono nel circolo del nero, perché loro avevano bisogno di far circolare un sacco di soldi senza farli apparire. Tant'è vero che Piergiorgio Baita, che è il protagonista assieme a Giovanni Mazzacurati e al Consorzio Venezia Nuova, che cosa fa? Costituisce una ditta a San Marino che serve esclusivamente a questo, si chiama cartiera, vuol dire che produce carte allo scopo di produrre nero, di far rientrare nero in Italia e di pagare le mazzette. Ecco, lì che cosa accadeva a San Marino? Apriamo quest'altra parentesi. Niente, il consorzio, la Mantovani nel caso specifico, che cosa faceva? Preparava direttamente le carte di un progetto qualsiasi. Facciamo un esempio. Ecco, poi diciamo che cos'è la Mantovani. Mantovani è una delle imprese principali che partecipa a questo pool che costituisce il Consorzio Venezia Nuova. Originariamente dentro il pool ci sono le più grosse aziende italiane, dalla Fiat fino alle aziende locali nostre venete. La Mantovani che cosa fa? Prepara le carte di un progetto, ad esempio dice io vorrei studiare che cosa succede alle alghe in laguna nel caso il Mose devi le correnti. Prepara questo progetto, invia le carte alla cartiera che si chiama BMC, che è sede a San Marino,
E che cosa fa la cartiera? Fattura questo lavoro che lei non ha fatto. Bene. Questi soldi della fatturazione sono i soldi in nero che tornano indietro, detratti e ovviamente il pagamento delle tasse e così via. L'esempio non l'ho fatto a caso, perché sul serio fanno fare uno studio sulle alghe della laguna, lo fanno fare in California, dove notoriamente sono espertissimi delle alghe della laguna. È così che la Guardia di Finanza un po' alla volta mette insieme i pezzi, cioè dice non riusciamo a capire questa storia dei sassi che fanno sto giro per la cartiera del Canada, non riusciamo a capire perché continuate a dare consulenze a chiunque sulle cose più incredibili. Il Consorzio Venezia Nuova a un certo punto spendeva qualcosa come 15.000 euro al mese, se non vado errato, per affittare la casa della moglie di Mazzacurati che ospitava il centro di ricerca sulla laguna di Venezia in California. Ecco, diciamo anche per chi non lo sapesse chi è Mazzacurati. Mazzacurati è il capo, il presidente del Consorzio Venezia Nuova ed è colui che ha messo in piedi il meccanismo. I protagonisti qui sono soprattutto gli industriali e in subordine i politici. È chiaro che l'attenzione dei giornalisti è tutta focalizzata sui politici, cioè tra Galan, che è conosciuto da tutti, perché ha governato per 15 anni il Veneto, e Mazzacurati, che conoscono solo i veneziani, è chiaro che noi puntiamo su Galan. Quando Baita è uscito dalla galera, Baita, l'amministratore delegato della Mantovani, è uscito di galera, la prima accusa che mi ha fatto è esattamente questa, ha detto, ah sì, voi come al solito seguite quello che pensate che dia più risonanza. In realtà, dice Galan alla fine, cosa vuoi che abbia incassato? Parliamo di 6-8 milioni di euro. Ma i soldi veri sono andati a finire in consulenze, in sovraffatturazioni, in tutto quel giro che serviva per comprarsi il consenso. A Venezia non c'era squadra di basket, di pallavolo, di hockey su prato, di qualsiasi cosa venisse in mente a qualcuno andava al Consorzio Venezia Nuova e puntualmente veniva finanziato. Questo dico che dovrebbe essere studiato bene, perché non è solo il più grande scandalo in termini complessivi, numerici, è lo scandalo che inventa il sistema Mose, che è il sistema di comprarsi un'intera città, se non un'intera regione. Come? Sponsorizzando un sacco di soldi, stiamo parlando di milioni di euro, sono finiti al patriarcato. Il patriarcato aveva bisogno di ristrutturare il seminario e si è fatto dare i soldi al Consorzio Venezia Nuova. Anche in quel caso, Guardia di Finanza è andata lì e ha detto, scusate, cosa c'entrano le dighe mobili e la salvaguardia di Venezia con la ristrutturazione del seminario? Nulla, assolutamente nulla. Fatto sta che noi abbiamo pagato anche quello, abbiamo pagato anche la ristrutturazione di una pieve in Toscana, abbiamo pagato l'ultimo film di Mazzacurati, Carlo Mazzacurati, l'abbiamo pagato noi. Senta, torniamo a questo pool di Sì, scusa bravi che mi ero pieve. perso sul... Ma c'è da perdersi, è un giallo. Allora, ci sono due che vengono all'antimafia. Uno è proprio specialista del settore perché ha lavorato anche in Sicilia ed è Stefano Ancillotto. Lui ha fatto la gavetta, le ossa se le fatte proprio in Sicilia. Quando è arrivato a Venezia ha fatto le prime indagini sul Tronchetto. Il Tronchetto è un altro cancro di Venezia, mai indagato. Avrò scritto qualche tonnellata di articoli. Ogni inizio stagione scrivo che il Tronchetto, la parte turistica del Tronchetto, è nelle mani della malavita organizzata. Scrivo da sempre, è la pura verità, nessuno ha mai querelato e non succede assolutamente nulla. Vuol dire che l'80% dei turisti che arrivano a Venezia finiscono nelle mani della criminalità organizzata. Lui indaga, Stefano Ancillotto indaga sul Tronchetto, li mette tutti in galera e poi, come succede troppo spesso in Italia, vengono condannati in primo grado e assolti in secondo grado. Però lui è esperto di questo, così come la Paola Tonini per una vita si occupa di Felice Maniero, della sua banda. Quindi tutti e due, non avendo nulla a che fare con la politica, vanno via dritti per la loro strada. Cioè non sono magistrati
che nascono come magistrati che fanno l'indagine sull'amministrazione pubblica, quindi non sanno cos'è la corruzione. E quindi imboccano l'autostrada delle tangenti senza preoccuparsi, a un certo punto scoprono che sono intercettati dal mondo praticamente, cioè c'è una squadra che li intercetta, che sa tutto quello che avviene, tant'è vero che a un certo punto gli uffici della procura vengono interdetti anche a noi. E il corridoio non era mai stato chiuso, una mattina arriviamo, ci vuole il badge per entrare. Dico, come ci vuole il badge per entrare? Da quando esiste? Perché? Perché erano costretti a portarsi a casa i fascicoli, a non parlare per telefono, a non parlare nemmeno nell'ufficio perché li tenevano sotto controllo. Ecco, tant'è che loro passeggiano in giardino, Sì, vanno a prendere il caffè, prendere il caffè. intanto parlano. In realtà le informazioni più importanti loro se le scambiano proprio così. E qua ce lo immaginiamo, questo film che però è la realtà. Intanto ricordiamo che il procuratore aggiunto era il bravo Carlo Nordio, ecco, e loro si ritrovano così. E poi però c'è una storia anche di intercettazioni molto complicata, intercettazioni ambientali, intercettazioni del telefono, e qui anche ci sono dei piccoli aneddoti, nel senso di qualcuno anche non solo che deve trovare il momento giusto per disattivarle, perché altrimenti darebbero un segnale. Lo vogliamo spiegare un po' cosa c'è? Mi è piaciuto quel passaggio, e poi vogliamo spiegare anche queste intercettazioni che effettivamente in realtà viene pagato un personaggio da un nome fantomatico perché possa risolvere i problemi. Sì, ma ce ne sono un sacco di episodi. Diciamo che quel che forse interessa di più è la parte che riguarda la Guardia di Finanza, cioè a un certo punto il numero 2 della Guardia di Finanza, il generale della Guardia di Finanza, chiede al colonnello che sta facendo le indagini, chiede i numeri di telefono intercettati. Allora a quel punto il colonnello deve decidere che cosa fare, perché se non gli dai i numeri mangiano la foglia, se gli dai i numeri invece hanno la possibilità ancora di lavorare. Allora, d'accordo con i pubblici ministeri, forniscono al generale corrotto, che poi alla fine si chiama Spaziante, è stato condannato a 4 anni di galera. Sì, non poteva lui non dare al suo generale, se il generale mi chiede quali sono i numeri, è chiaro che da sottoposto io glieli devo dare. Quindi forniscono a Spaziante i numeri di telefono, tutti i numeri di cellulare, dando per scontato che si sappia che quando uno deve fare una telefonata particolare non usa il suo cellulare ma chiede in prestito il cellulare della segretaria, perché così si fa. E quindi gli danno anche i numeri della segretaria, però si dimenticano, tra virgolette, di dargli le cimici che hanno installato nel suo ufficio. E allora sentono Mazzacurati che parla apertis verbis, cioè parla in modo chiaro delle cose, lo intercettano. In realtà tutto questo lavoro della Guardia di Finanza è un di più rispetto al lavoro che loro hanno fatto sui documenti contabili, perché è da lì che sono partiti e poi le intercettazioni servono in realtà a confermare queste cose. Ma che gli indagati sapessero lo scoprono anche in un altro modo. A un certo punto chi incassa dalla Mantovani 2.400.000 euro per informare la Mantovani che c'è l'inchiesta in corso, dice: guardate che vi hanno messo la cimice dentro questa automobile, nel caso specifico quella della Claudia Minutillo, che è una delle protagoniste, se non la protagonista principale dello scandalo. Poi diciamo chi è anche. Sì. Lei viene informata che c'è la cimice, la cerca e non la trova. E allora loro intercettano la telefonata quando lei dice: ma guarda che mi hai dato un'informazione sbagliata, e chi la sta informando dice: no, l'informazione è giusta, la cimice è esattamente sotto la plafoniera, quella della luce che si accende dall'automobile. Tra parentesi, le cimici sono sempre lì, vengono sempre messe esattamente in quella posizione. E al secondo colpo la trovano. Chi è Claudia Minutillo? È personaggio determinante in questa inchiesta, perché non solo
è l'ex segretaria di Giancarlo Galan, che lo segue nei primi 5 anni, viene cacciata perché dice lui rubava, no, dice lui, è la verità che rubava, ma stiamo parlando di chi dà del cornuto al toro, no? Cioè rubavano tutti e due in realtà, solo che lui voleva rubare da solo e non voleva che ci fosse nessun altro. Lei fa la segretaria di Galan per 5 anni, viene cacciata perché viene scoperta a rubare, e però Galan non può accettare che lei possa parlare, e quindi in qualche modo viene comprata facendole avere una serie di incarichi tutti pubblici, per cui diventa amministratore delegato di una società che poi si occuperà che poi avrebbe dovuto occuparsi della costruzione di strade. Questo non succederà perché nel frattempo vengono messi in galera Certo. tutti, sostanzialmente. Però lei è determinante anche perché in tutti questi passaggi praticamente non aveva capito niente di quello che succedeva, e quindi ai magistrati racconta per filo e per segno quello che succede. Loro sono in grado di fare la prima ricostruzione vera dello scandalo del Mose proprio attraverso la Claudia Minutillo. Poi si aggiunge Pier Giorgio Baita, che è altrettanto determinante nel costruire il quadro, e poi via via tutti gli altri. Qui sul serio siamo in presenza di un castello molto complesso, in cui dentro non ci sono solo i politici, ma ci sono i funzionari statali, soprattutto al Ministero dei Lavori Pubblici, ma anche al Ministero dell'Ambiente, perché è notizia di questi giorni, e me lo sono portato perché non ce l'avevamo quando abbiamo pubblicato il libro. La commissione parlamentare d'inchiesta su Porto Marghera conclude scrivendo queste 3 righe. I collaudi effettuati sui singoli manufatti realizzati, stiamo parlando di un'opera di conterminazione, si chiama, della laguna, per evitare che tutti i veleni di Porto Marghera finiscano in laguna, e quindi vengono messe delle palancole conficcate nel terreno fino a 20 metri, che servono a conterminare tutto il terreno e evitare che vada giù l'inquinamento. Dice: i collaudi effettuati sui singoli manufatti realizzati rappresentano un mero sperpero di denaro pubblico, in quanto si tratta di collaudi del tutto inutili e fuorvianti rispetto alla verifica della funzionalità complessiva dell'intera opera eseguita. Allora uno dice: vabbè, collaudo, quanto avranno preso? Su un totale di 700 milioni di euro, i collaudi ci sono costati 100 milioni di euro. Cioè la commissione parlamentare d'inchiesta dice che anche nel caso della bonifica di Porto Marghera abbiamo buttato al vento 100 milioni, e lo dice occupandosi del Mose, dicendo: è stata usata per il disinquinamento di Porto Marghera esattamente lo stesso meccanismo usato per il Mose, cioè paghiamo tutti quelli che si presentano alla porta, anche i collaudatori. E se andiamo a vedere i nomi dei collaudatori troviamo ex capi di gabinetto del Ministero dell'Ambiente, direttori generali del Ministero dell'Ambiente, Consorzio Venezia Nuova, insomma tutti coloro che avrebbero dovuto controllare sono stati comprati con il collaudo. Ecco, parliamo un po' adesso, apriamo una parentesi sul meccanismo premiale per l'imprenditore che denuncia. Questo mi pare sia stato proprio Carlo Nordio. Sì, è Nordio che lo Ecco, dice. vogliamo spiegare che cos'è? Nordio dice: per vincere la corruzione in Italia dobbiamo utilizzare lo stesso meccanismo che abbiamo utilizzato per la mafia e per il brigatismo, per il terrorismo rosso e nero, ovvero la corruzione in Italia è talmente grave, talmente diffusa, che bisogna considerarla come pericolosità alla stregua della mafia. Già dire questo è una enormità, cioè stiamo dicendo che esiste un problema in Italia ed è quello della corruzione, tutti gli altri sono problemini. Nordio dice: finché noi non introduciamo il principio per cui l'imprenditore che si trova nei guai perché se non paga la mazzetta viene tagliato fuori dagli appalti, viene premiato in qualche modo, troviamo un modo di premiarlo che diciamo i prossimi 10 appalti che riguardano il tuo settore te li diamo in automatico, oppure ti premiamo nel senso, dice Nordio,
che qualsiasi cosa tu denunci automaticamente non ti viene imputata, come abbiamo fatto con Felice Maniero. Quando Felice Maniero certo. si pente e porta in galera 350 sì. persone della sua banda, e diciamo vabbè, tu sei l'unico che non paga. Sì. Ma se Nordio arriva a dire dobbiamo adottare un meccanismo premiale, vuol dire che dobbiamo metterci le mani sui capelli per chi li ha. Cioè vuol dire che siamo arrivati a un punto tale Di che corruzione. non abbiamo più strumenti per intervenire. Io poi quando facciamo le presentazioni del libro assieme a Nordio gli dico guarda che sinceramente secondo me il meccanismo premiale ce l'avete già, cioè mettete la gente in galera. Si tratta di gente che non ha messo in conto di andare in galera. Uno come Galan non ha come prospettiva della poi sua vita. parleremo, apriremo una Li mettete parentesi. in galera affinché parlano. Sì. Questo è il meccanismo premiale, secondo me. Li cacci dentro per 6 mesi, vedrai che parlano tutti alla fine. In realtà abbiamo introdotto questo sistema del patteggiamento, che è stato introdotto in Italia grazie a Carlo Nordio. Lui non lo ricorda, ma lo ricordo io, perché il patteggiamento prevede che io chiuda subito il processo, rapidamente, Certo, con le carte patteggi. che ho in mano. All'imputato conviene anche al PM, anche in questo caso conveniva, perché saremmo andati in prescrizione con tutti i reati. Quando abbiamo fatto il meccanismo del patteggiamento, e ci ha lavorato proprio Nordio allora, si sono dimenticati di leggere la Costituzione che dice che tutti hanno diritto ad avere 2 gradi di giudizio. Quindi oggi io patteggio e ricorro in Cassazione. È esattamente quello che è successo. Galan ha patteggiato e ha fatto ricorso in Cassazione, in questo modo ha salvato lo stipendio. Adesso ne parliamo. Tuttora viene pagato come parlamentare. Ecco, ne parliamo di questo. E senta, invece, perché non introdurre pene più severe? Lei che cosa pensa di questo? Nordio dice che non servono a niente e anch'io sono convinto che non serva a niente. Servirebbero poco. No, bisogna trovare un meccanismo che rompa il sistema, perché il sistema è rappresentato dal fatto che tutti noi un certo livello di malaffare lo tolleriamo, non di fatto, no? Nel senso che non è che poi ci troviamo di fronte l'impiegato del comune che ci chiede la mazzetta, però siccome tutti siamo abituati a fare i conti con questo fatto delle tasse che sono troppo alte, e quindi chi evade è un furbo, da lì parte la creazione del nero. Loro in realtà utilizzano questo meccanismo della creazione del nero che secondo me ormai è entrato a far parte del nostro DNA, cioè chi paga le tasse da noi non è un criminale, è un furbo. E allora lo dice Nordio e lo dico anch'io, che finché non rompi questo meccanismo probabilmente non riesci nemmeno a intaccare la corruzione. Noi abbiamo avuto a Venezia un caso precedente a questo, assolutamente clamoroso nella sua banalità, e cioè c'era un geometra, è ancora vivo, c'è un geometra che per pochissimi soldi, 500 euro, non 500.000 euro, per 500 euro ti mandava avanti la pratica, per cui se tu dovevi aprire un bed and breakfast e non avevi il solaio all'altezza giusta, come spessissimo accade a Venezia, lui col bianchetto andava no, è la verità, è stato condannato perché lui col bianchetto sbianchettava e il soffitto si alzava. Dico, 500 euro chi è che non glieli dava? Glieli hanno dati tutti. E lui pagava lo sbianchettatore, lo pagava 50 euro. Ecco perché dico che lo scandalo del Mose andrebbe studiato all'università, proprio perché è un meccanismo che spiega l'Italia. Noi siamo così, perché poi quando fanno le ricerche ci danno al 68esimo posto su 67 paesi, no? Per come noi consideriamo la corruzione. In realtà nessuno di noi ha contatto diretto, cioè a me non è mai capitato di andare in comune che mi dica vabbè, se mi dai 50 euro ti favorisco. Credo che a nessuno di noi sia capitato. In realtà tutti siamo convinti che le cose vadano esattamente in questo modo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la percezione che noi abbiamo del malaffare è molto alta. Poi nel caso di Venezia, nel giro di 2 anni abbiamo avuto
un'inchiesta sulla provincia, per cui abbiamo scoperto che tutti i lavori che venivano fatti dalla provincia erano fatti dalle stesse 17 imprese che si erano messe d'accordo tra di loro. Subito dopo abbiamo scoperto che in autostrada, l'autostrada Mestre-Padova, che è l'autostrada in assoluto più ricca del mondo, perché in 23 chilometri incassa centinaia di milioni di euro, ed è anche quella che ha 2 amministratori pubblici per ogni mezzo chilometro di autostrada. Quell'autostrada lì pagava lo stesso le tangenti per fare la terza corsia, le barriere fonoassorbenti e così via. Ciliegina sulla torta, poi è arrivato lo scandalo del Mose, che si è chiuso in questo modo, si è quasi chiuso in questo modo, perché c'era la prescrizione che correva. Ecco la cosa importante che dicono i magistrati: bisogna che la prescrizione in Italia parta dal momento in cui il reato si scopre, non dal momento in cui è commesso, perché altrimenti non ne vai fuori. Cioè, l'indagine dura 2 o 3 anni, reati come questi hanno tempi di prescrizione di 7 anni e mezzo. Si fa presto. Ora che trovi quello che parla, che fai l'inchiesta, che trovi le carte, che fai le intercettazioni, arrivi a 5 anni. Fai il primo grado, dopodiché vanno tutti in prescrizione. Questo è, secondo me, più dell'inasprimento delle pene, che notoriamente non porta a niente. Questo è il sistema che rompe il meccanismo. Cioè dici, ti ho scoperto oggi, hai rubato nel 1998, non mi interessa. Io comincio da oggi a ragionare. Perché se no la grande abilità degli imprenditori, e questa è la differenza che c'è dal 1992, Tangentopoli era politica più imprenditori, erano i politici che comandavano. Qui è esattamente l'opposto, e non è più un'imprenditoria che si basa sulla capacità, è un'imprenditoria che si basa sulle relazioni. Cioè, se io, imprenditore, conosco Giancarlo Galan, faccio la strada, faccio l'ospedale, altrimenti non faccio assolutamente nulla. Senta, ma quel 4 giugno 2014, facciamo un po' un riassunto per quanti non lo ricordassero. Quante teste sono saltate quel giorno? Beh, in quel giorno 35, 34 arrestati, uno latitante, che è rimasto latitante fino al patteggiamento, che è Agostinone, il commercialista che inventa il sistema delle cartiere. È lui che dà l'idea a San Marino, Canada, eccetera. Che istruisce tutti in questo aereo senso. personale, una barchetta che aveva l'eliporto, credo campo da calcetto per tirare 2... Abbiamo già una detto barchetta tutto. da qualche centinaio di milioni di euro. Vabbè. Senta, apriamo una parentesi anche sul sindaco di Venezia, perché lì è stato, anche perché se noi guardiamo un po' nelle nostre televisioni private, facciamo un po' anche mente locale, qualche intervista proprio di poco prima che saltasse questa bomba della retata storica del Mose, lui è molto candido, dice no, ma ci sarà chi dovrà pagare, se mai fosse, se mai... E in realtà, insomma, poi è rimbalzata in tutti i giornali, radiogiornali, sì, insomma, è stato abbastanza uno shock. Anch'io ricordo da giornalista che proprio lo ha presi guardando la televisione così un attimo, poi anche sui social network, eccetera, così d'impatto veramente mi sembrò impossibile, però se era già rimbalzata così vuol dire che la fondatezza c'era. È il primo sindaco nella storia di Venezia che viene sì. arrestato, primo e unico. Siccome registri tutto, non ti dico quello che non posso dire, niente di più se non quello che dico ufficialmente. E cioè ufficialmente lui è stato inquisito e adesso è a giudizio, per finanziamento illecito, cioè avrebbe preso dal Consorzio Venezia Nuova soldi per la campagna elettorale Lui da dice che non li ha sindaco. mai presi in realtà direttamente, però mi pare sia Lui quello dice che di non lui... averli presi, abbiamo qualche prova del passaggio di denaro, perché ad esempio abbiamo Pier Giorgio Baita, cioè Mantovani, cioè Consorzio Venezia Nuova, che dice io ho dato a Federico Sutto 50.000 euro per Orsoni, e Federico Sutto dice io ho portato la busta da Orsoni. Orsoni dice io non me ne sono accorto. Vabbè. E lì c'è di mezzo questo meccanismo dei partiti per cui
Il Consorzio Venezia Nuova nel caso di elezioni finanziava tutti, cioè in quel caso non ha finanziato solo Orsoni ma ha finanziato anche Renato Brunetta che era il suo diretto concorrente nella corsa, come nelle elezioni precedenti erano stati finanziati tutti. Non so se è chiaro quello che ho detto all'inizio, il meccanismo è comprarsi tutti, nessuno deve restare fuori, non ci deve essere opposizione, quindi vengono comprati i partiti di governo e viene comprata anche l'opposizione. Il PD a Venezia non è meno responsabile di quanto lo sia stato Forza Italia, sono esattamente tutti dentro per spartirsi i soldi, perché il finanziatore grosso era lui, era Mazzacurati con Consorzio Venezia Nuova e non negava nulla a nessuno, ma non a colpi di 10.000 euro, stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro. Mazzacurati, che ora ha perso la memoria, perché non vuole più essere interrogato, non si sa se l'abbia persa sul serio o no, Mazzacurati finanzia la campagna elettorale di Orsoni, dice lui, per 450.000 euro. Ecco quello che non voglio dire. Siccome la campagna elettorale di Orsoni non può essere costata 450.000 euro, perché è una cifra formidabile per un comune, cioè 450.000 euro per capirci li spende uno che deve diventare assessore regionale. Galan dice che spendeva 2 milioni di euro mediamente. Vuol dire che un assessore regionale ne spende 500, 1 milione al massimo e un consigliere comunale e un sindaco non può arrivare a mezzo milione di euro. Quindi quei soldi sono sicuramente transitati dal Consorzio Venezia Nuova alla scrivania di Orsoni, ma probabilmente non sono stati utilizzati da Orsoni. Ma siccome non voglio la 294esima querela, mi fermo, vi lascio immaginare. Stiamo parlando effettivamente di questo libro, parliamo un po' anche dell'assessore Chisso. Ma è la stessa storia, lui era il vice di Galan a tutti gli effetti, tra l'altro l'uomo che avrebbe dovuto sostituire probabilmente Galan se non fosse entrato in gioco Zaia e quindi teneva sotto controllo tutta la parte degli appalti. Ecco, lui è interessante perché con la procura il sottoscritto ha fatto anche un braccio di ferro perché io continuavo a scrivere che non avevo un centesimo. Non nel senso che non li abbia presi, nel senso che la stragrande maggioranza di quei soldi sono finiti alla sua amante e lì sono rimasti. E la parte restante è stata spesa in campagna elettorale e ad oggi la Guardia di Finanza non è riuscita a trovargli un centesimo. Quindi il caso di Galan rispetto al caso di Chisso è completamente diverso, perché Galan sappiamo insomma, aveva una villa che le stime danno oltre i 2 milioni di euro, il sottoscritto che l'ha vista direbbe che non vale quella cifra, ma comunque però è una era villa... stata anche ristrutturata. Sì, è una villa milionaria, insomma non è... E poi insomma il livello di vita è molto elevato. Nel caso di Chisso invece abbiamo un livello di vita molto basso, il che ci fa presupporre che lui, come i vecchi democristiani, i vecchi socialisti, abbia rubato molto per pagare le campagne elettorali. Questo ovviamente non è che assolve, ve lo dico perché ognuno di loro è una storia a sé, cioè ognuno di loro va analizzato individualmente. Nel suo complesso, cioè non ci sono due casi identici. Mazzacurati non è uguale a Baita, anche se entrambi sono due geni della Mazzetta. E sono correlati fra loro. E sono insieme, però Baita dice io ho imparato da lui, Mazzacurati dice no, è lui che è superiore al maestro, no? Per cui non si sa. Adesso ognuno dice l'altro più bravo di me perché è lui che mi ha insegnato. Tutti e due tentano di scaricare ovviamente sull'altro, però ripeto la sostanza è questa, cioè 1 miliardo di euro di soldi dei cittadini sono tanti. che sono una cifra formidabile, cioè nessuno di noi in 4 vite messi tutti noi insieme riusciamo nemmeno mani pulite in confronto proprio. Mani pulite. Ecco, adesso si parla di mafia capitale. Mafia capitale credo che siamo attorno ai 200 milioni di euro, ma
Mazzacurati se li spendeva per le sigarette, 200 milioni di euro, neanche da prendere in considerazione. Il problema del Mose è che, come al solito, tutto quello che succede fuori da Milano e Roma non conta. Questo è sul serio il più grande scandalo di tutti i tempi. Ma in effetti rispetto ad altri casi di corruzione, dopo quell'evento anche mediatico, perché poi in realtà insomma è stato uno scandalo, poi noi veneti l'abbiamo sentito sicuramente in maniera molto molto particolare, ci ha toccato molto da vicino, voi anche perché magari queste persone le conoscevamo. Però voglio dire, di questo grande caso dopo un po' non se n'è più parlato. Quasi no? subito, perché Sì. se ne è parlato in giugno quando c'è stato l'arresto di Orsoni, e se non ci fosse Sì. stato l'arresto di Orsoni non so nemmeno se i giornali americani ne avrebbero fatto cenno, sinceramente. Beh, l'arresto del sindaco di Venezia vale 10 volte sì. l'arresto di Galan, ovviamente. E poi sostanzialmente non se n'è più parlato, le televisioni nazionali sono... Sì, non anche ho le visto nostre una televisioni, volta no, un infatti. incontro, un dibattito su questa cosa. Ecco. Peraltro il tornado che c'è stato in Riviera del Brenta a luglio, che ha distrutto la Riviera del Brenta, nessuno praticamente ne ha parlato a livello nazionale. E così succede sempre, cioè l'informazione nazionale è malata di romacentrismo e di milanocentrismo. Tutto quello che succede fuori non esiste. O esiste in forma minore. Senta, torniamo un po' all'ex governatore del Veneto, quindi a Galan. C'è qualche novità adesso? Adesso come sta? Com'è? Vogliamo saperlo? Ma secondo me lui è finito, anche se lui non lo sa, nel senso che non crede di essere finito, ma direi che non ha grandi possibilità. Teniamo presente che lo tengono ancora sotto controllo, per cui non escludo che scoprano a breve qualche altro possedimento da sequestrargli. Diciamo che sulla villa ha giocato le sue carte molto bene, perché nel patteggiamento lui dice restituisco 2.600.000 euro, e per evitare che gli valutino la villa e per evitare che la villa vada all'asta, e magari all'asta veniva venduta per 800.000 euro o per 1 milione di euro, e lui avrebbe dovuto aggiungere quello che mancava, che cosa ha fatto? L'ha regalata. Salvo poi scoprire il momento della transazione che era gravata da un'ipoteca da 1.700.000 euro, che una porzioncina non era neanche sua ma era della moglie, insomma che era un po' incasinata la cosa. Adesso sembra che riescano a risolvere il tutto, nel senso che lui praticamente azzera l'ipoteca di 1.700.000 euro, non mi è chiaro come, perché lui non può dimostrare di avere soldi in tasca. Lui addirittura mi pare che in un articolo di aver letto tempo fa che si lamentava dicendo io Sì. adesso non Vivo con poco. vivo con poco, e addirittura c'era questa fotografia che lo ritraeva, mi sembrava in una cucina abbastanza Sì, insomma. gliel'ho fatta fare io quella. Ah sì? Sì. Allora dai, parlaci un po', perché dillo questo Allora, articolo, lui- perché a me è rimasto impresso questo Lui articolo, devo essere sincera. non aveva mai fatto vedere casa ai giornalisti, e quando siamo andati a fargli l'ultima intervista, perché subito dopo il tribunale le ha vietato di parlare con chi che sia, dopo la nostra intervista. Noi abbiamo fatto un paio di pagine sul Gazzettino, siamo entrati in questa casa che nessuno aveva mai visto, perché neanche per caso un fotografo al di fuori Era tuo dell'ufficio. l'articolo, non lo Sì. ricordo. Ah, ecco, bene. Vedi? Siamo entrati in questa casa e lui non voleva neanche farcela vedere, tant'è vero che c'è stata abbiamo cominciato l'intervista che non sai mai come va, perché 2 o 3 volte lui ha perso le staffe, nel senso che Gianluca Amadori ed io che eravamo lì, quando lui diceva questo io non lo conosco già, diceva guarda che abbiamo le carte, insomma è inutile che neghi. Così ad esempio con Venuti, che era il suo commercialista e che gli faceva da prestanome, quando lui ha detto no, lui non è un prestanome, queste cose sono di sua proprietà, noi abbiamo detto guarda che abbiamo il verbale di Venuti. Quindi ci sono stati 2 momenti in cui sembrava che ci cacciasse di casa, per dirla. Sì.
Poi alla fine tira e molla e utilizzando un trucco, cioè un amico mio carissimo dei vecchi tempi del liceo che ha lavorato con lui, mentre lui era distratto, io ho chiamato questo al telefono e gli ho detto ti passo Galan, si sono parlati e io gli ho detto mi raccomando digli che mi faccia vedere la casa, e allora abbiamo fatto le foto mentre lui affetta, abbiamo fatto le foto dei saloni, poi ho visto, eccetera. sì, infatti. È stata la classica intervista difficilissima da rendere, nel senso che capisci che l'uomo è morto e che Ecco. però è ancora un leone che vorrebbe Ma graffiare. infatti dava, a me quell'articolo, ti dico, forse non ricordavo appunto da che testata, eccetera, però mi è rimasto molto impresso la fotografia, come era scritto, lui che dice no, adesso io, ecco, dà quasi la sensazione di una persona che non lo so, che Sai, come devi hai tenere detto tu, presente che questo è stato l'uomo più potente del nord-est per 15 anni. Cioè, governatore del sì. Veneto vuol dire che sei l'uomo più potente del nord, assieme a Lombardia e Piemonte ovviamente, ma insomma lui nel Veneto era l'imperatore, era colui che decideva qualsiasi cosa, dalla nomina del presidente del Porto di Venezia fino alla nomina del rettore dell'Università di Padova, i primariati, i direttori generali delle USC, cioè tutto quello che succede nel Veneto era deciso da Galan. Lui camminava 10 metri sopra terra. sì, E sì, poi adesso lui che anche aveva questo modo così, questo tenore di vita, poi sì, aveva questo, questa sì, capacità questa unica di attorno a sé, essere sì. contemporaneamente simpatico e fancazzista, per dirla all'inglese, cioè nel senso che era proprio un bon vivant, cioè era uno al quale era evidente che piaceva vivere. Se ai vecchi tempi dicevamo che De Michelis poteva essere soprannominato Sette Pastasciutte, diciamo noi a Venezia, perché era in grado, no, di ingurgitare, lo vedevi che era avido anche nel mangiare, no? Era un bulimico, così Galan è esattamente il contrario, Sì, ma poi cioè uno che amava andare a pesca, ti il vino, la raccontava, pesca, sì, le ti raccontava com'era, donne, sì, cioè, sì, sì, c'è un quindi po' aveva questa. portato in una amministrazione della regione che era stata democristiana da sempre Sì. e quindi era paludata, era fatta di gente che era semplice, che aveva portato questa grande ventata di novità. Cioè, i suoi predecessori erano un altro mondo. Io mi ricordo, sono talmente anziano da ricordarmi il segretario particolare di Bernini, soprannominato il Forfora, perché ovunque andasse Bernini lui gli toglieva la forfora dal cappotto. Quelli erano i democristiani. Quando arriva Galan è una rivoluzione nella storia della politica, uno spiccio. Sì, Uno ma che anche ha un realizzato brillante, anche un grandi cose, ha brillante, fatto il sì. passante di Mestre, ha Sì. costruito ospedali, cioè ha fatto veramente il rigassificatore di Rovigo che lui giustamente ricorda, cioè ha fatto grandi cose, però era questo, cioè la politica serviva anche ad arricchirsi. Quindi cambia proprio la mentalità della politica dagli anni 80 a quando arriva lui. E adesso con Zaia più o meno, anche Zaia ha le stesse caratteristiche, grandissima simpatia, realizzazioni zero. Cioè la differenza fra Galan e lui è che Galan ha fatto un sacco di cose, Zaia non ha fatto assolutamente nulla, ma nessuno se n'è accorto in questi 5 anni, però è cambiata proprio la capacità dei politici di presentarsi, sono sempre simpaticissimi, non puoi mai dirgli niente e ti conquistano, ti Questa avvolgono. simpatia, sì, Dopo uno va a vedere le disarmante, realizzazioni, dico il sindaco di Venezia è Giorgio Orsoni, cosa ha fatto in quei 5 anni? Nessuno si ricorda una realizzazione. Se io chiedessi qui in sala, qualcuno si ricorda una cosa che ha fatto Zaia nei 5 anni passati? Sfido chiunque. Mentre di Galan tutti ricordano almeno il passante di Mestre, almeno quello, se non le altre cose, degli altri non si ricorda nulla. È la nuova politica che avanza e secondo me quello che ha rotto il meccanismo, almeno nel Veneto, è proprio il Consorzio Venezia Nuova. Quando Mazzacurati e Baita dicono noi non paghiamo più il partito, paghiamo il singolo. Nel 92 Tangentopoli pagavano
la Democrazia Cristiana, cioè davano i soldi all'amministratore, al tesoriere della Democrazia Cristiana o del PC. Adesso questo non c'è più, cioè paghi Galan, paghi Chisso, paghi Orsoni, è individuale. Probabilmente è Berlusconi che ha accelerato o che ha inventato questa cosa, cioè la politica diventa la persona. Ecco, ricordiamo, tornando un po' a Galan, qual è la sua posizione attualmente? Lui dovrebbe teoricamente perdere lo stipendio di parlamentare. Perché in realtà lui ce l'ha ancora. Sì, sì, sì. Nonostante lui dica che non ha neanche, insomma, i soldi per le sigarette. No, ha detto prendo 5.000 euro al mese, che ovviamente per Sì, lui per sono lui non sono bruscolini, niente, per sì. noi no. Quindi No, diciamo che sembra che 5.000 euro al mese vivono due famiglie senza grosse Certo. preoccupazioni. A quel livello lì è chiaro che con 5.000 euro al mese non fai niente, cioè paghi il riscaldamento di una parte della villa. sì, è quello che poi mi pare avesse detto Sì. lui. Ecco, quindi insomma lui è adesso sempre agli arresti domiciliari. Adesso devono decidere se lo danno in affido ai servizi sociali e quindi Anche se lui? sconta la Sì. parte che gli avanza ai servizi sociali oppure se lo mettono in galera. Potrebbe anche tornare in galera, è difficile. Ecco, mentre Renato Chisso, Renato Chisso anche lui aspetta i servizi sociali oppure potrebbe tornare in galera anche lui. Ecco. Cioè loro sono, si dice in gergo, in esecuzione pena, cioè stanno scontando quello che è stato definito che devono scontare. La decisione su dove lo scontano è ancora è da- del giudice di sorveglianza. Il giudice di sorveglianza dice: ma secondo me puoi stare tranquillamente in galera, non vedo perché tu debba stare a casa. Vanno in galera. Senta, quante cose sono cambiate? Che cosa è cambiato a Venezia dopo la grande retata storica? Secondo È me? una domanda a cui posso rispondere facilmente. Nulla. Nulla. Cioè fra 6 mesi potrebbe succedere esattamente la stessa cosa. Il meccanismo non è rotto, Ecco, non è nemmeno incrinato, il meccanismo è sempre lo stesso, funziona sempre nello stesso modo. ecco, infatti un'altra domanda che io ti avrei fatto è proprio questa. C'è qualche altro lavoro importante? Tu hai prima accennato già a qualcosa dove si intravedono delle ombre e che potrebbe essere un altro 4 giugno No, 2014? di queste dimensioni no, stanno lavorando, ci sono scampoletti, li chiamiamo così. Scampoletti. Scampoletti. Però ci sono Ci sono queste. scampoletti, ma non di queste dimensioni. No. Quanti scampoletti ci sono? 1, 2, voglio Ma dire qualcosa quanti? è già uscito sui giornali, dopo basta leggere con attenzione, non fra le righe, perché fra le righe c'è sempre il bianco, ma se si legge con attenzione l'articolo si capisce. Avrete letto che c'è una inchiesta relativa alle mense nel settore sanitario, lì quello è uno scampoletto che probabilmente matura, poi matura qualcos'altro sulle strade, ma insomma non va in galera nessuno di talmente importante, a parte uno che probabilmente sarà arrestato ed è abbastanza importante, ma non a quei livelli, cioè non governatori, non sindaci, persone cioè se ti arrestano l'amministratore delegato di un'azienda di una certa dimensione fa notizia, ma la retata storica resterà unica nel suo genere. Avremo altre cose fra un po', spero, perché io per 30 anni mi sono occupato di criminalità organizzata, non che questa sia disorganizzata, questa è organizzatissima. Criminalità organizzata, cioè della banda di Felice Maniero fino ad oggi purtroppo, e dico che il Veneto ha grandemente sottovalutato le infiltrazioni mafiose provenienti dal Sud Italia. Adesso sta maturando una grossa inchiesta esattamente su questo, per cui scopriremo che non abbiamo avuto solo il cancro della corruzione, abbiamo avuto anche il cancro delle infiltrazioni mafiose. Però è un altro settore, qui parliamo di pubblico. Il pubblico produrrà di nuovo scandali come quelli della provincia di Venezia, delle autostrade, cioè, perché il meccanismo è quello, non se ne esce. Finché è la politica che nomina i direttori generali delle ULSS,
non puoi pretendere che le ULSS funzionino. Ecco, torniamo un po' in chiusura al Mose, la retata storica. Intanto, come avete lavorato voi tre, quindi Gianluca Amadori, Monica Andolfato, tra l'altro una carissima, brava collega che conosco molto bene, e Maurizio Dianese. Ecco, difficile scrivere un libro a tre, come vi siete divisi un po' i compiti? Ma è un libro che è nato praticamente il giorno degli arresti, è nato, come succede sempre nei momenti felici, per puro caso. Ecco, poi diciamo tra l'altro Monica Andolfato, che è stata, e qui è giusto anche dirlo, è stata lei a precedere addirittura Sì, le lei ha dato agenzie la notizia di alle stampa, 6 l'ha del battuta mattino. in assoluto prima, insomma questo per noi giornalisti è una cosa importante. Prego. Sì, infatti poi le prime telefonate a noi sono delle 6:30 del mattino, infatti pensavo fosse successo chissà cosa. Si lavora come? Intanto si rubano, fra virgolette, un sacco di cose nelle ore immediate in cui è successa sta roba. Per esempio l'ordinanza di arresto, 700 pagine, il giorno dopo ce l'hanno tutti e tu devi averla il giorno prima, e quindi quella bisogna avere il giro giusto per certo. recuperarla il più rapidamente possibile. Noi l'abbiamo avuta in mano alle 10:30 del mattino, alle 12 avevamo già fotocopiato tutto e ci eravamo divisi. Le 700 pagine erano state divise in 3 pezzi, tu fai questo, tu fai questo e così via. Poi nei giorni successivi la fatica è recuperare quello che sta avvenendo, perché nel momento in cui avvengono gli arresti tu hai in mano solo l'ordinanza, nell'ordinanza percepisci che cosa hanno in mano i PM, ma nel frattempo si chiudono e si blindano. Allora noi diciamo che bisogna manovrare come faceva Metternich per le linee esterne, cioè non si prende la ferrovia che va direttamente a Milano, si fa un giro largo. Allora, lavorando esternamente recuperi man mano tutti i documenti, tant'è che spessissimo succede in un'inchiesta del genere che o gli avvocati o gli stessi magistrati ti chiedano i documenti che tu hai pubblicato sul giornale. Addirittura. Perché noi raccogliamo tutto, invece ognuno di loro ha un pezzo, per cui il PM ha la parte sua, quella dell'inchiesta. Nel frattempo gli avvocati difensori stanno lavorando per i loro clienti a raccogliere altro materiale, allora tu devi mettere insieme tutto questo. Poi alla fine, secondo me, quel che fa la differenza di questo libro non è tanto la storia che abbiamo scritto noi, che è costruita in modo giallistico per Ma sì, ma attirare. tra l'altro devo dire, qui apro, scusami, ti interrompo, apro una parentesi, perché siete stati molto bravi, nel senso che è una storia raccontata, raccontando anche in retroscena, che veramente invita alla lettura e non è pesante. Io sono convinta che anche un bambino leggesse Mose e la retata storica riesce a capire quello che è avvenuto, quindi alla portata di tutti, con un linguaggio molto semplice, pur trattando un argomento molto difficile, tra l'altro una vicenda intricata, una vicenda anche che ha dei retroscena, delle cosine molto particolari, ma voi siete talmente bravi a scrivere che Lì veramente ognuno devo fa il suo dirvi- pezzo, poi c'è uno dei tre o una delle tre, che non dico, che ovviamente omogeneizza tutto, e quindi il modo di scrivere, stando attenti, chi conosce i tre modi di scrivere scopre anche chi ha scritto, però poi c'è uno che tira le fila e Certo. che dà una senso, confezione sì, finale. certo. Però secondo me quel che vale più di tutto in questo libro Sì. è la parte che non abbiamo fatto noi, cioè i verbali. La sì. lunga discussione tra di noi è stata sui verbali. Io a un certo punto mi sono impuntato, perché per me lì dentro c'è un verbale che è la fine del mondo, che è di un chioggiotto, il quale racconta come avvengono queste cose, e la racconta in un modo talmente da bar, come quando uno va al bar a bere lo spritz, che è quando dice: ma sì, io andavo lì e ravanavo, dice, no? Vuol dire che metti le mani in pasta e cerchi di prendere Che l'appalto, forse solo di noi dare la veneti mazzetta, riusciamo a eccetera. capire che cos'è.
no? E poi Perché- tutto il resto, cioè i verbali di interrogatorio che sono riassunti ma sono originali, sì, cioè sì, certe infatti. parti sono tagliate, ma trovate i verbali di interrogatorio così come escono dalle procure. Secondo Sì. me la sequenza dei verbali interrogatori è assolutamente agghiacciante, Sì, quando è vero. scopri che questi giorno dopo giorno lavoravano a rubare soldi in modo assolutamente sistematico. E allora certi verbali resti sbalordito, dico, ma come? Questi parlavano tra di loro di queste robe, ci sono le intercettazioni che ti fanno morire, cioè parlavano come se fosse la cosa più normale del mondo, così fanno tutti. Sì, sì, Ecco ma perché anche... dico che Sì. siamo come nel 92, ma nel frattempo c'è stata una selezione in meglio o in peggio, come volete, della specie, cioè sono diventati molto più abili, molto più bravi. Quindi brava anche la Guardia di Finanza, cioè tutta l'inchiesta, bisogna togliersi tanto il cappello, cioè non è che metti in galera il presidente della regione così, devi avere solide prove, anche perché mentre tu stai facendo l'inchiesta loro vengono a sapere che stai facendo l'inchiesta e quindi Certo. tentano di fermarti, di blandirti, di Ma bloccare. infatti ci sono tutte Il queste sindaco di prove. Venezia va in procura e dice: i giornali scrivono che io sono dentro questa inchiesta, Sì. vogliamo smetterla di far uscire queste robe? Sì. Noi lo scrivevamo perché avevamo le carte, ovviamente. Sì. E lì arrivano le minacce di querela, arrivano le telefonate, le pressioni, perché il principio è che con 7 telefonate al massimo, con 7 passaggi, arrivi anche al Presidente degli Stati Uniti d'America. Per cui figurati quanto facile è arrivare da noi, cioè basta fare il Sì, numero del certo. giornale e ci arrivi. E Sì. le pressioni ci sono forti nei nostri confronti e tanto più nei confronti dei magistrati. Quindi a tutti gli effetti è avvenuto il miracolo, e cioè che la magistratura è riuscita a rompere il meccanismo. Ecco perché in tutta questa tragedia la conclusione è che per fortuna c'è qualcosa che funziona. E per fortuna, insomma, quello che voi giornalisti andavate scrivendo poi si è visto, è stata la Sì, verità. ma nessuno aveva idea della Queste dimensioni, proporzione, sì, nessuno. questo sì. Avremmo mai immaginato che svanissero 100 milioni di euro all'anno per 10 anni di seguito. Si capiva che i soldi venivano, ma non. Uno scandalo di queste dimensioni era impensabile per chiunque. Purtroppo il Veneto ha avuto anche questa pagina di storia, Questo primato. sì, che non verrà cancellata e che sicuramente non fa onore alla nostra regione, però fa onore a quanti hanno lavorato perché questa ingiustizia che colpisce tutti, perché erano le tasche di tutti, poi Sì. in realtà si è uscita anche grazie a questi 3 bravi giornalisti, quindi Gianluca Amadori, Monica Andolfatto e grazie soprattutto a Maurizio Dianese che è stato qui questa sera, Mose la retata storica, quindi abbiamo fatto un po' luce ulteriormente, ma insomma io consiglio vivamente la lettura di questo libro che tra l'altro è anche molto avvincente, quindi grazie. Sì, Grazie. Grazie. Io invito il pubblico, se ha qualche domanda, io ne ho un paio, ma do la precedenza Bisogna vedere se al sono le pubblico. risposte, però, perché No, la domanda, la mia personale, facendo appunto, avendo organizzato questo meeting sull'informazione, è quanto i giornalisti ravanavano, riprendendo un po' il termine. guarda, quando si fa un'inchiesta noi diciamo che a parte l'omicidio è ammesso tutto. Cioè rubi tutto quello che puoi rubare, ti impossesso No, nel senso, all'inizio sei partito dicendo questi sono comprati il consenso. In questo consenso c'erano anche i giornalisti? ovvio. Sì. Questo intendevo. Sì, sì. Ho fatto la domanda diretta a Baita e lui mi ha detto tu non hai neanche idea di quanti ne abbiamo pagati. Io ho detto guarda non voglio saperlo, grazie, perché non ha nemmeno senso. Cioè, ormai sono cose che non possono essere perseguibili, ma lui mi ha detto ogni volta che usciva un articolo tuo io ne facevo uscire 2 sul Corriere, 2 su Repubblica, 2 sull'Espresso che dicevano esattamente il contrario.
Quindi funziona in questo modo, non è che tu vai a tentare di comprarti quello che sai che è difficile che ti dia ragione perché per 1000 motivi ha sempre scritto in un certo modo, vai a controbilanciare. Se voi andaste a vedervi le rassegne stampa di allora, vedreste che ci sono articoli della Nuova Venezia, articoli del Gazzettino, articoli del Corriere di Repubblica, tanti contro, ma tantissimi a favore. Così si fa. Scusate. Purtroppo la risposta verrebbe a dire dove sta la notizia, ovvero di una certa informazione, purtroppo. Niente, io intanto faccio i complimenti al giornalista, veramente. Ma con tutto quanto ci ha raccontato della faccenda della regata storica o della retata storica, lapsus, Sì. mi viene da dire, a proposito del primato della politica di tutti quanti siamo convinti, no? Che guardando al primato economico e anche politico veneto, a ben pensarci Galan ha degli antesignani, Bernini, Cremonese, mi sembra, no? Quindi la Regione Veneto ha avuto 3 presidenti inguaiati e non di poco conto, ma non vuol dire che sono 3 presidenti, vuol dire che c'è un retroterra che ha permesso ciò. E questo dovrebbe farci riflettere. Sì. Venendo a quanto lei ha detto, mi permetto di dire che su alcune cose... Abbiamo Bernini e Cremonese, Certo, di sicuro certo. che ci ricordiamo Beh, recenti. per chi ha un po' i capelli bianchi, ecco. E quindi qui non ricordo altre regioni che abbiano questo primato, Negli ultimi 30 anni, perché non parliamo di tantissimi, quindi vuol dire... Preso che Bernini è stato presidente 10 anni, mi sembra, c'è stato un breve interregno di Cremonese, Galan 15, viene da pensare male qua, Però quando diceva che la corruzione c'è, ma in qualche maniera si ravana e quindi mi fa pensare, mi permetto di dire, di osservare per meglio dire, no? Che se c'è una corruzione vuol dire che c'è un retroterra, tra virgolette, culturale che lo permette. E quindi forse è bene che noi veneti ci facciamo qualche riflessione allo specchio. Sì. Perché se lei dice appunto che era così facile arrivarci, ecco, no? È chiaro che lo Stato con quello che ha fatto, Pacifico, dà la possibilità di avere un unico interlocutore, hai voglia, puoi far film tu, poi finché vuoi. Ma sto venendo a un argomento che è molto più vicino anche qui a noi, in termini di territorio. Abbiamo tutti quanti sentito parlare di quella faccenda della Carobinia, quei contributi che venivano dati, ecco, Carobinia. Bene, allora, quello che io rimango sconcertato, premesso tutto quanto ciò, quello che riguarda la corruzione che c'è spesso nel mondo pubblico, perché io credo che la cosa più semplice in Italia, ma più difficile, sarebbe fare una piccola regoletta a costo zero. Sarebbe quella di non permettere più a certi funzionari che una volta che diventano funzionari pubblici vadano anche in pensione. Perché questo qui è il male più grande che ci possa essere. Comunque, vengo a Cadere della Robinia. La Regione Veneto ha dato 15 contributi a una quindicina di realtà. Cadere della Robinia ha preso 3-4 milioni di euro, mi sembra, no? Sì. Non avendo assolutamente nessun titolo per averlo. Bene. Quel signore che ha firmato, se non sbaglio, aveva una società con un allora assessore regionale, Remo Sernagiotto, Remo Coperton, come lo chiamano a Montebeuna. Mi risulta che quel signore, essendo che tutte le cose si sanno benissimo, no? Quel signore a tutt'oggi, quel signore che ha firmato, tranquillamente continui a svolgere il suo lavoro in regione, avendo una funzione importantissima presso l'USL di Feltre Belluno. Allora, voglio dire, se tu mandi questi messaggi, per forza poi il cittadino deve un pochettino difendersi, oppure dice lo Stato, se è questo hai voglia. Cioè è lì tranquillo,
E anche questa politica di oggigiorno non dice niente rispetto a questo. Allora, purtroppo, mi viene a dire amaramente, dobbiamo ringraziare giornalisti come lei, però qui siamo. Cioè, è mai possibile che un signore che sta là dentro, che ha combinato quello che ha combinato, nessuno sa niente? Purtroppo questa è la realtà, amara. Grazie. C'è un esempio, c'è una cosa che riportiamo nel libro ed è relativa al funzionario più alto in grado del Ministero dei Lavori Pubblici che si chiama Incalza, di cui avrete sentito parlare un paio di mesi fa perché è andato in pensione. Questo Incalza che cosa faceva? Il Ministero dei Lavori Pubblici era obbligato a controllare i lavori del Mose, come nominando il presidente del Magistrato alle Acque di Venezia. Praticamente il Ministero ha una specie di prefetto in loco che deve controllare il Consorzio Venezia Nuova. Incalza telefonava a Mazzacurati e chiedeva se gli andava bene quel tal Magistrato alle Acque e Mazzacurati ci sceglieva il suo controllore. Che cosa è successo? Quando, grazie alla pressione del Movimento 5 Stelle, Incalza è stato fatto fuori perché non era più difendibile dal ministro, succede che viene sostituito da tal Sposini. Noi Sposini lo conosciamo perché salta fuori dalle carte del Mose. Mazzacurati gli paga una vacanza in Toscana con tutta la famiglia. Vuol dire che al Ministero dei Lavori Pubblici, dove c'era un corrotto, è stato messo un altro che era già corrotto prima. Significa che non c'è soluzione se noi, ha ragione in questo Carlo Nordio, non trattiamo la corruzione esattamente come abbiamo trattato la mafia. Cioè dobbiamo essere determinati e dire se io becco un funzionario pubblico, perché questo del Mose è lo scandalo soprattutto dei funzionari pubblici che non hanno controllato. Se io lo becco, devo trovare il modo di eliminarlo, perché se no è sempre lo stesso criterio per cui io riesco a cambiare il politico perché non lo eleggo alle elezioni che vengono dopo, ma il funzionario, che in realtà è quello che decide, è sempre lo stesso, così funziona in Italia. Allora, questa è la parte che deve essere, sulla quale bisogna lavorare. È l'unico paese al mondo, il nostro, che ha un'autorità anticorruzione con Cantone. Non esiste da nessun'altra parte. Perché? Perché siamo arrivati al punto che non ne usciamo. Guardate all'Expo di Milano, anche lì li hanno messi in galera praticamente tutti, poi mettono il commissario, che è l'unico che in qualche modo si salva, e porta a termine i lavori. Noi siamo sempre lì che ci avvitiamo negli stessi meccanismi. Quando Cantone dice guardate che è la legge su Venezia che è criminogena, vuol dire che io metto gli imprenditori, i funzionari dello Stato, cioè, nelle condizioni di rubare. Questo non deve più avvenire. Cioè, lo dico io per primo, se uno mi dice guarda, tu hai la possibilità di decidere gli appalti e ti do il 12% su qualsiasi cifra, primo non ti finirò mai i lavori, esattamente come per il Mose. E poi è chiaro che nel momento in cui decido io che è lei che fa l'appalto, mi farò dare dei soldi o no? Cioè vengo messo nelle condizioni di rubare. Io dico, pretendo esattamente questo, e cioè che nessuno sia messo nelle condizioni di rubare, sia incoraggiato a rubare. Come si rompe il meccanismo? In tanti modi, ma sostanzialmente purtroppo la risposta è che è una questione culturale, quindi lei mi può dire, vabbè, andiamo a casa, cioè quando uno mi dice è una questione culturale, da dove cominci? Però se facciamo il ragionamento che abbiamo applicato con la mafia e con il terrorismo, è stata vinta come? Esattamente così. Cioè utilizzi un meccanismo premiale e poi cominci a dire guardate che bisogna che sia isolata la famiglia mafiosa che tiene sotto controllo quel quartiere. È chiaro che è una lotta all'infinito.
Cioè non è che la mafia l'ha in qualche modo tamponata in Sicilia, nel frattempo è cresciuta l''ndrangheta. L''ndrangheta in questo paese controlla solo per la cocaina, controlla nel senso che incassa solo con la cocaina 100 miliardi di euro all'anno. E una parte di questi miliardi vengono spesi nel Veneto. Allora, non è una battaglia definitiva, è una battaglia che deve essere condotta giorno per giorno. Poi noi dovremmo fare il nostro mestiere e spesso non lo facciamo, la magistratura deve fare il suo mestiere e spesso non lo fa, i cittadini, anche loro dovrebbero fare il loro mestiere e spesso non lo fanno perché si informano poco, perché non hanno tempo, perché insomma conosciamo tutti il modo in cui funziona questo paese. Dico che certe inchieste, e il Mose in assoluto è l'inchiesta maestra in questo, certe inchieste dimostrano che a un certo punto la corruzione pervade un'intera regione. Pervade di sicuro la città di Venezia, nel senso che abbraccia tutti, abbraccia i politici, abbraccia i funzionari comunali, i funzionari provinciali, i funzionari regionali, la politica di alto livello, tutto è fatto esattamente in questo modo. Allora, questi scandali, queste inchieste vanno studiate esattamente per questo, perché poi ognuno di noi si chieda, lo chieda a Nordio, lo chieda a noi che scriviamo, che facciamo? E la risposta non è che posso dirle ho la soluzione in tasca, come non c'è per la mafia e come a suo tempo non c'era per il terrorismo, o come oggi non c'è per il terrorismo islamico. Cioè, qual è la risposta che possiamo dare a quel che è successo a Parigi? Cioè, cominciamo a ragionarci, cominciamo a vedere di fare qualcosa, ma nessuno è in grado di dire domani mattina lo risolviamo in questo modo. Anzi, è probabile che adesso si vada per scorciatoie, cioè che vinca chi usa l'accetta e dice bisogna fermare le frontiere, muri dappertutto, oppure bisogna andare lì e buttargli la bomba atomica. È più probabile che succeda questo che non si inizi a ragionare. Dico che invece l'inchiesta sul Mose ci aiuta a far questo, cioè a ragionare, a dire occhio che nessuno di noi è santo. Se ognuno di noi viene messo in certe condizioni, probabilmente si comporta nello stesso modo. Generalizzo perché non è così, perché poi a ognuno di noi capita nella sua professione di avere, figuriamoci i giornalisti, la prima cosa che ti capita è quella di dire vabbè sai avrei un posticino per te, è chiaro, a ognuno di noi capita poi di poter resistere alle cose. Diciamo che se riuscissimo a vincere la battaglia sull'evasione fiscale, secondo me saremmo al 70% della riuscita, cioè se tutti ci convincessimo che ha senso pagare le tasse, forse sarebbero più in difficoltà nel creare in nero. Cioè Pier Giorgio Baita lo dice chiaramente, dice ma io ho bisogno di nero, ho bisogno di soldi che non appaiono da nessuna parte. Se tutti pagano le tasse, tutti anche si incazzano con quelli che non le pagano e quindi automaticamente denunciano chi non le paga. Penso che partendo da lì, anche nel caso della criminalità organizzata, la risolveremo in questo modo, perché poi i grossi investimenti che ha fatto la mafia nella zona del lago di Garda, i grossi investimenti che hanno fatto i camorristi nella zona che va da Caorle fino a Jesolo, gli investimenti che fa l''ndrangheta soprattutto a Venezia, da cosa nascono? Nascono sempre dal fatto che questi fanno un sacco di soldi con le estorsioni e sparisce tutto. Sparisce tutto. Allora, non è che poi nella società civile le cose vadano in modo diverso. Stamattina, l'ultima volta che ho parlato oggi con Felice Maniero, lui mi dice guarda non scriverlo, che è ovvio che prima o poi lo scrivo, domani, dopodomani, dice non scriverlo, però io sono rimasto allucinato del fatto che da quando sono diventato normale, no, da quando faccio l'imprenditore e sono entrato nella società normale, mi sembra di avere a che fare con più banditi di prima, gente che non ti paga,
gente che inventa milioni di scuse per tirarla in lungo, eccetera, e se tu fai il tuo lavoro bene, ti maltrattano. E cioè io non pensavo che la vostra società fosse così. Che la realtà fosse, che Che la la vita realtà fosse così. questa. E allora, detto da un bandito che è stato il più grande bandito del nord Italia, mi fa riflettere, tant'è vero che la scriverò sta roba, perché lui dice, guarda che certe cose, certi incassi, li ho fatti perché a un certo punto gli ho detto chi ero. Se no non mi pagavano. E io mi immagino l'assessore del comune di Pieve di Soligo, no? Che ha contatti con questo, che installa impianti di depurazione dell'acqua, dice guarda, in realtà sono Felice Maniero, cioè sarà svenuto immagino, no? Però la malavita è obbligata a rispettare le regole perché sennò si ammazzano in un attimo fra di loro, quindi non la prendiamo neanche in considerazione la cosa. Ecco, Però lui dice, guardate che voi nella vita reale non le rispettate le regole. Cioè io in 15 anni che faccio questo mestiere, dice, io non ho mai preso una multa per eccesso di velocità, la Guardia di Finanza è venuta 100 volte a controllarmi, non mi hanno neanche mai dato, cioè sono perfetto. Io aggiungo da parte mia, sei perfetto perché hai salvato i soldi, hai salvato il patrimonio di allora, hai investito i soldi qua, quindi per te perdere 100 o 200 mila euro all'anno non ti fa differenza perché non ti servono i soldi. Però è allucinante quello che dice. Sì, fa riflettere. ecco, penso che tu abbia anticipato la domanda che credo si sia fatto più di qualcuno, cioè se fosse più perversa la mente di Felice Maniero o quella di Mazzacurati e Baita. Non so cosa dirti sinceramente. Approfitto, guardi, lei mi ha letto nel pensiero, io ho chiesto a Glauco, che anzi faccio i complimenti per il lavoro che sta facendo, ma proprio per cercare il retroterra che sta dietro al Mose, secondo me, qui nel Veneto è successa una cosa che è di una gravità straordinaria ed è quella legata a Felice Maniero. E in questi giorni qua, come lei sa, perché uno degli autori è un suo collega, c'è la pubblicazione in edicola, un libro che si intitola, se non sbaglio, La mafia del Nord-Est. No? Sì. Cioè, lì dentro io sono rimasto sconcertato, ma sconcertato a dir poco, perché lei adesso ha fatto un po' una battutina col discorso, quello arriva Felice Maniero e dice all'assessore, guarda, o mi paghi o se no. Ma lì, se non vado errato, ed è scritto nel libro, Felice Maniero ha potuto appunto salvarsi e tutto quanto perché c'è stata una contrattazione con lo Stato, ovviamente con tutti quanti i soldini che aveva lui poteva patteggiare a un certo livello. Ma quello che sono rimasto sconcertato è quello di capire che c'è un contratto tra lo Stato, di fatto, e Felice Maniero per farlo diventare oggi un imprenditore tutto quanto bello pulito, sì, ma cos'è che imprenditore è lui? È un imprenditore di fatto che è un po' un responsabile delle casette dell'acqua, una cosa pubblica dell'acqua. Cioè, a questo punto qui comprendiamo perché può succedere il Mose e tanto altro. Non ci siamo proprio qua. Io a questo livello qui non sono tanto d'accordo con il principio culturale, capisco, di Carlo Nordio, ma se arriviamo qua, ragazzi... No, su questo non sono d'accordo. Perché comunque essere imprenditore delle casette dell'acqua con tutto che l'acqua del sindaco eccetera e c'è dietro Maniero, io rimango senza parole. No, su questo non sono d'accordo. Allora, con Felice Maniero lo Stato ha fatto un contratto e gli ha detto tu mi smantelli la banda e io non ti metto in galera. Lei può discutere, tutti noi possiamo discutere all'infinito se il contratto fosse giusto o fosse sbagliato, ma questo è stato il contratto. Una volta che lui rispetta il contratto, ripeto, ha messo in galera 350 persone, la banda è stata smantellata. Una volta che lui rispetta la sua parte di contratto, automaticamente diventa un cittadino libero come noi e quindi ha diritto di fare quello che vuole, naturalmente rispettando la legge. Ha deciso di mettersi nella depurazione delle acque, impianterà depuratori. Io non ci vedo nulla di strano, come la grande discussione che c'è stata a suo tempo
sulla proporzione fra quello che ha fatto e la galera che si becca. Allora, lui aveva confessato 12 omicidi, altri 6 gliene ha dati il sottoscritto, sapendo che prima o dopo avrebbe dovuto confessarli, e il giorno dopo si è ricordato anche di altri 6 che aveva ammazzato. 18 omicidi, una quantità di rapine che non sono in grado di contare, ma parliamo di 250-300 rapine. Per tutto questo è stato condannato a 12 anni di galera. Niente, giusto? Però, ripeto, è stato fatto un accordo e l'accordo è stato sottoscritto liberamente dallo Stato, il quale dice: nel caso un capo banda, un capo mafia smantelli quella parte di cosche, eccetera, io lo premio. Ripeto, discutiamo se è giusto o sbagliato, ma nel momento in cui accettiamo il contratto lo dobbiamo rispettare, punto. Quindi lui ha diritto di fare quel che vuole. Certo che c'è anche il diritto di controllare quello che lui fa, e credo che i comuni che hanno impiantato la roba, siccome ormai immagino che lo sappiano tutti chi è, perché l'immagine della sua ditta è stata mostrata in televisione, controlleranno. Dopo, ripeto, non credo che abbia bisogno di guadagnare dalla sua azienda, quindi non penso che faccia tanto lo spiritoso. Comunque ha il diritto di fare l'imprenditore, come ha il diritto di fare il pensionato, come di fare qualsiasi cosa. È un cittadino libero, ha cambiato nome, si è rifatto una famiglia. Se poi vogliamo ragionare su tutto il resto, se c'è proporzione fra l'una e l'altra cosa, se lui sul serio si è pentito, se lei mi chiede lui sul serio si è pentito, ma non ci ho creduto neanche per un millesimo di secondo. Lui ha fatto un calcolo, cosa mi conviene fare in questo momento, ha visto che lo Stato gli offriva la possibilità, ha accettato questa possibilità. Puro calcolo. Aveva 40 anni, era stato condannato a 33 anni di galera, ne avrebbe presi altri 20 come minimo, ha detto: io a questo punto cambio vita. Poi ti racconta che cambia vita perché questo e là, perché ci ha pensato, perché non gli piaceva più quella vita, perché aveva l'ulcera, tutto quello che vuoi. Io personalmente non gli credo, però rispetto il patto. E cioè, è come il patteggiamento, no? Cioè uno dice: hai in mano queste carte, secondo me andiamo in prescrizione fra 6 mesi, mi conviene andare in prescrizione o mi conviene chiudere subito? Allora il patto fra l'imputato e il giudice è: chiudiamo subito e evito la prescrizione. Ti condanno a poco, però, ti condanno a poco, perché questa è la realtà. Cioè Giancarlo Galan ha portato via, secondo le carte, 6 milioni di euro, ne restituisce 2,6, ma siccome nessuno di noi è nato ieri, immaginiamo che se ha rubato sul Mose, sul Consorzio Venezia Nuova, è molto probabile che qualche palanca l'abbia tirata fuori anche dalle altre cose. Allora una sera ci siamo divertiti con un PM a fare 4 conti lì, ma così e se prendo il 5% su questo e lo moltiplico per l'ammontare delle opere, viene fuori che lui si è portato a casa 50-60 milioni. Allora lei dice: ma come 50-60 milioni? Ma anche solo i 6 del Mose me ne restituisce 2,6? È una follia. No, non è una follia. Lo Stato decide di mettere sul piatto della bilancia le due cose: rischio la prescrizione, e cioè che Galan non paghi nulla, oppure gli faccio pagare qualcosa subito. I PM di Venezia hanno deciso che era meglio questa seconda ipotesi. Finché non cambia il sistema della prescrizione non ci sono vie di scampo, perché se loro non avessero avuto l'incubo della prescrizione, le palle che chiudevano la cosa, andiamo a processo, vediamo, e nel frattempo l'inchiesta continua e chissà cosa ti trovo, perché a quel punto vengo a scavarti in giardino, capito? Vengo a vedere se la fettatrice che c'è in fotografia, chi te l'ha regalata, hai lo scontrino? Se no chiamo quelli che tu dici che te l'hanno regalata, uno a uno gli dici: scusi, quanti soldi ha dato per la fettatrice? Hai capito? Cioè questo è il meccanismo, ma se scatta la prescrizione, nessuno dei 34 arrestati, nessuno sarebbe stato condannato. Io sono sicuro che questi processi qua che si aprono adesso, Orsoni, Lia Sartori, eccetera, arrivano in primo grado e non ce la fanno neanche a fare il secondo. Non parliamo della Cassazione.
arrivano difficilmente alla fine del primo grado, perché poi sono giustamente battaglie in tribunale, cioè gli avvocati ti portano 100 persone a testimoniare, no? E poi c'è un giorno uno ha mal di pancia, un giorno c'è un altro impedimento, tiri avanti. Processi durano, ma io dico giustamente, cioè c'è il diritto alla difesa, durano tanto quanto basta per arrivare alla prescrizione. Ecco, se c'è qualche ulteriore domanda, ricordo che il libro Mose, la retata storica, sarà in vendita qui all'esterno dell'auditorio. Buonasera. A me aveva colpito, mi era anche piaciuta questa cosa, che tutto quello che succede nel ricco Veneto è un po' sempre all'ombra di Milano e Roma. Ecco, lei citava anche prima il Ministero dei Lavori Pubblici, penso anche quello dell'Interno, col discorso del Magistrato delle Acque. Ecco, rispetto a questo Veneto che ruba, che truffa, ma al contempo fa anche imprenditoria, ha detto lei che Galan comunque le opere le ha fatte, il Mose è stato in qualche modo un record e anche una dimostrazione della ricchezza che c'è in questa terra. Ecco, questo giocare all'ombra di Roma, giocare all'ombra di Milano, giocare all'ombra poi dell'Italia, quanto ha contato e quanto conta nel malaffare che c'è in Veneto? Ma sinceramente non ti so rispondere a una domanda del genere. Non è il mio mestiere, bisognerebbe chiederlo a un sociologo come funziona questo meccanismo, cioè leggo cose diverse. Quel che è certo è che il Veneto dal punto di vista politico non conta una cica, cioè credo che sia dai tempi di Tony Bisaglia che il Veneto non ha un peso specifico importante nella politica nazionale. E allora ai vecchi tempi contavamo poco perché eravamo polentoni, poveri e stavamo cominciando a costruire il miracolo. Adesso contiamo poco, non te lo so dire perché il nord-est è comunque la regione più ricca d'Italia, è la locomotiva d'Europa, per cui non si capisce perché non abbiamo ministri, non abbiamo sottosegretari, sul serio non ti so rispondere, non è mestiere mio. Bisogna invitare Ilvo Diamanti o il figlio che fa lo stesso mestiere ed è bravissimo e chiedergli come si costruiscono queste cose. Ecco, un suggerimento che ti do, ci sono due, adesso uno è il figlio di Diamanti e un altro ragazzo giovane che è quello che ha fatto le campagne elettorali per Vendola, che ti possono spiegare come si costruisce il personaggio. Se pensate a Beppe Grillo, Casaleggio l'ha costruito in laboratorio, no? Cioè ha deciso che servivano certi ingredienti per costruire il personaggio politico e così è stato fatto. Cioè, tutta questa parte di cui mi chiedi è una parte che va ancora studiata e indagata, cioè quanto è cambiata la politica, quanto la politica influisce, quanto è determinante nelle scelte. Teniamo presente che la politica è il mestiere più bello del mondo perché ti consentirebbe di fare bene le cose che hai in testa tu per il bene pubblico, no? Senza metterci un soldo, cioè mentre l'imprenditore realizza quello che ha in testa lui per far soldi, il politico è il massimo, cioè e dice guarda qua bisogna fare un ospedale per il bene di tutti, no? E non usa soldi suoi, usa soldi della collettività. Il problema è che nel corso del tempo noi abbiamo costruito ospedali ogni 3 metri perché avevamo un politico ogni 3 metri che pretendeva l'ospedale. Non stava pensando al bene pubblico, stava pensando al fatto che voleva essere rieletto. Allora, se tu trovi il modo di rompermi sto meccanismo, io sono contento, ma non è una cosa che puoi chiedere a me. Io faccio il cronista, indago, quello che trovo scrivo, credo tutto perché sulla banda del Brenta credo di aver scritto di tutto e di più, compresi i dubbi, no, sul fatto che ci sia stato l'accordo sottobanco, cioè non scritto, e cioè che Felice Maniero ha salvato il patrimonio e ha salvato la famiglia. Questo è importante perché mentre gli americani fanno l'accordo scritto e Felice Maniero avrebbe potuto dire se fosse stato gestito dall'FBI io non parlo di mia madre, non parlo dei miei 2 cugini e il patrimonio vi do 2 soldi e il resto me lo tengo. E sarebbe stato scritto nero su bianco. Lui questo accordo, così come te lo dico, l'ha fatto sul serio.
ma non è scritto da nessuna parte perché sua mamma non l'ha toccata nessuno, e ha 85 anni ormai, amen. I due cugini sono stati salvati e lui i soldi se li è tenuti, pochi o tanti che siano. Però questa è la parte sulla quale mi sento di discutere, mentre sulla parte pubblica, cioè il patto dice mi dici chi sono i tuoi affiliati e io li metto in galera, in cambio tu non fai galera. L'altra parte invece, sull'altra parte discuto. L'ultimo libro che ho fatto, Malatempora, l'ho fatto romanzato su questo perché volevo evitare che lui mi querelasse, ma la sostanza è esattamente questa, cioè di un patto fatto sotto banco. Un'altra domanda? Buonasera, complimenti per questo spaccato di Veneto che ci ha dato. Una domanda su Felice Maniero. Così, non so se è questa sua faccia d'angelo, un po' romanzata anche dal film che è stato fatto, ma si ha un po' l'impressione che sia un personaggio che goda quasi della simpatia popolare. Sbaglio su questo o me lo conferma? È interessante questa domanda. Felice Maniero è molto simpatico. Se lei ci sta insieme 10 minuti è difficile che lei non chieda di aderire alla banda. È molto bravo. Lui è diventato capo perché era il più intelligente di loro. È vero che la media dei malavitosi è talmente bassa che essere più intelligente, non stiamo parlando di Einstein, stiamo parlando di un'intelligenza media. Però nel suo aveva caratteristiche particolari molto interessanti. Se voi ascoltate l'intervista che c'è sul sito del Gazzettino, l'ultima che gli ho fatto 3 o 4 giorni fa, sentite il tono della sua voce, cioè è quello che in veneziano si dice un pimpinea, che tradotto in italiano vuol dire una mezza calzetta, ha la voce tipica di chi non gli... Ma quale bandito? Non conta niente. Se tu non sapessi che questo ha organizzato le rapine del secolo, cioè la rapina al Marco Polo, 172 kg d'oro, la rapina al Casinò di Venezia, 2 miliardi di lire di allora, ha svuotato le cassette di sicurezza del Deben a Venezia e poi ha fatto centinaia di rapine. E tutte organizzate, pianificate, tant'è vero che a parte l'ultima, quella del treno in cui è morta la povera Cristina Pavesi, perché il treno della Cristina Pavesi si è fermato a fianco drammaticamente nel momento in cui facevano saltare il blindato, no? A parte quell'episodio non ha mai sparato un colpo, quindi ha le classiche caratteristiche del politico nato, è simpatico, molto simpatico, è uno che ti intorta, che te la racconta, eccetera. Però io dico anche che il compito nostro poi è quello di dire le cose come stanno, cioè dall'86 in poi con lui che era dall'altra parte delle sbarre c'erano litigate continue perché mi diceva tu non vuoi scrivere, questo è un processo fantasma, io non sono il malavitoso che descrivi, eccetera. E dicevo, sì, ma tu vuoi continuare a dire quello che vuoi e io continuo a scrivere quello che penso sia giusto. È solo nel 95, quando si pente, che si scopre che lui era Felice Maniero, è chiaro? Allora, tutta questa roba, i film, l'immagine che diamo, a parte che Faccia d'Angelo l'abbiamo dato noi sto nome, no? Quindi non è che non abbiamo responsabilità, però mettetevi nei nostri panni, è come la retata storica, è come quando diamo un nome, cioè bisogna identificare il personaggio per raccontarlo, ma l'abbiamo raccontato per filo e per segno, cioè gli abbiamo attribuito addirittura delle cose che non aveva fatto. Quando si è pentito, io ho pubblicato il primo libro su di lui nel 94, prima che si pentisse. Quando si è pentito ha detto sì, tutte le rapine fuorché questa che mi avete dato, che non c'entro niente. Che non era no? mia. Cioè abbiamo addirittura esagerato, ma questa è la parte del nostro lavoro, cioè tu fai l'inchiesta senza l'aiuto suo e scrivi le cose come stanno. Il lettore, se vuole, ha le informazioni giuste, se ognuno fa il suo mestiere, ma che lui sia un bandito ma dà unico l'impressione di essere, per esempio, una persona con la coscienza molto pulita?
Dà l'impressione. Dà l'impressione, Sì. o lo vedi che è irrequieto perché forse qualcosa... No, probabilmente lui è candido nel modo di esporsi. Poi, ecco, quale sensazione ti dà? Perché ormai noi giornalisti che intervistiamo da tanti anni riusciamo ad annusare le persone, capita anche a me. Ecco, che impressione ti dà? Di una coscienza che comunque ha capito che ha sbagliato, che in realtà insomma ha fatto delle cose anche molto gravi, o proprio di questo candidume che si porta e chi lo sa se è perché non ci arriva, c'è, voglio dire, c'è, ci fa, C'è e ci fa. tutti e due. Eh sì, lui c'è, cioè è il più grande bandito che la storia patria abbia messo in campo nel nord Italia, cioè era uno che trattava alla pari con la mafia siciliana, è uno che comprava la cocaina direttamente in Colombia e la vendeva lui alla camorra, per dire, cioè stiamo parlando di un personaggio di altissimo livello. Quando si presenta come una persona amabile, bisogna conoscere la storia, dopo quando vai lì dici vabbè d'accordo, Ma c'è o ci raccontami fa? dell'omicidio, Voglio dire, sì, ma è voglio l'uno e dire- l'altro. È l'uno e l'altro come tutte le Ma persone. secondo te vive bene con se stesso? Ecco, questa è la A domanda. parte la storia della figlia, perché insomma una figlia che si suicida è una cosa che non puoi mettere in conto, cioè la morte di un figlio in qualsiasi modo non la puoi concepire, e anche un bandito, tant'è vero che lui torna in questi giorni sulle pagine dei giornali per la storia della figlia, no? Cioè lui vuole difendere la memoria della figlia e per questo è disposto addirittura ad andare in televisione, cosa che non ha mai fatto. Ma a parte la storia della figlia che lo ha segnato molto, per il resto lui galleggia in una specie di incoscienza, di non voler rendersi questa conto, bolla un po' ti dice, un po' non ti dice, e poi c'è una parte di orgoglio da bandito. Cioè ogni tanto quando si lascia andare vedi che ancora si appassiona quando ti racconta la rapina e dice allora ho fatto così eccetera, si infervora. Ce l'ha Sì, ancora sì. questa. Io ho portato mio figlio per il compimento del suo 18° anno di età, regalo di compleanno, l'ho portato a conoscere Felice Maniero perché ero curioso di vedere un 18enne come si rapporta con un bandito. Mio figlio ovviamente aveva letto tutta la roba, ha sentito suo padre che ne parla. Beh, molto Allora io interessante. all'incontro sono stato zitto e ho visto come si rapportavano loro due. A parte il fatto che mio figlio è uscito all'incontro dicendo è un bandito anche adesso. No? Cioè, lo Ha vedi, già il fiuto sì, da giornalista, lo vedi tuo che figlio. si atteggia eccetera, in realtà è un bandito, e il che mi ha fatto molto piacere perché vuol dire che ragionava capito su quello che oltre. faceva. Ma Maniero parlava, raccontava le cose infervorandosi, ogni tanto si volgeva verso di me e diceva naturalmente tu non mi credi. E dicevo no, è ovvio che non ti credo, cioè, ho scritto 100 volte, Sì, 1000 ormai volte ti le cose conosco non ti bene. credo. Ma lui ancora mantiene questa passione per il crimine. Ripeto, sono vere tutte e due le cose, cioè nel suo è stato un grandissimo bandito, però è stato un bandito vero, cioè un omicida, un rapinatore, uno spacciatore, quindi non vediamolo in positivo, la dobbiamo vedere solo in negativo. Questo non toglie che sia simpatico, che sia accattivante, sempre un assassino resta. Cioè, non bisogna distinguere, cioè bisogna distinguere le cose. Poi quando hanno fatto il film, lui una delle clausole che ha messo è che io non dovevo entrarci, non voleva che io facessi da consulente. Perché? Perché voleva che uscisse quell'immagine lì. E lui è il primo bandito mediatico che noi conosciamo, anche quando a Campolongo Maggiore ha fatto circolare la voce che i bambini potevano andare nella sua piscina a nuotare, eccetera. Io, sperando che non mi registri sempre, dicevo, ma chi vuoi prendere per il culo? Cioè, cosa vuol dire che apri la piscina? È una piscina che è costruita abusivamente e nessuno in comune si è mai sognato di venire lì a bussare alla porta e dire scusi Felice, la concessione ce l'avrebbe per casa. In fianco hai costruito il campo da tennis, abusivo anche quello. Cosa stai parlando? Cioè, stai dicendo che ti sei comprato il paese? Lo so già. Cioè, lavoravano per lui a Campolongo Maggiore 500 persone su un paese di 12.000 anime. È chiaro? Vuol dire che 500 erano gli affiliati stretti, cioè i rapinatori,
e ce n'erano altri 500 che erano sposati o sposate con questi 500 e che avevano altri 500 figli che sapevano che... È chiaro, cioè stiamo parlando di un paese che lavorava per lui. E se tu chiedi a Vespa, dice, ma come tenevi sotto controllo la situazione? Non è mai successo niente a Campolongo Maggiore finché ci sono stato io, esattamente come fa la mafia, esattamente. Cioè non ci può essere un furto, una rapina, lì sul serio potevi mollare la macchina accesa con le portiere aperte, nessuno te l'avrebbe portata via, ma non perché, è chiaro, cioè è esattamente il meccanismo dell'omertà mafiosa, cioè qui comando io, i carabinieri non c'entrano. Quando un maresciallo dei carabinieri di Campagna Lupia ha voluto che fosse rispettato il principio e che ogni mattina alle 4 del mattino andavano a suonargli alla porta, solo per fargli capire che lo Stato lo teneva d'occhio. Quindi il sonno del bandito ogni mattina veniva interrotto, alle 4 in punto suonavano. Alla quinta volta una raffica di mitra ha fatto fuori tutte le tapparelle della caserma dei carabinieri. È chiaro, questo è Felice Maniero, non un poeta. Quindi se mi chiedete simpatico, no, non ho dubbi a dire, però è un bandito, un assassino a tutti gli effetti. Io dico nel caso specifico della figlia lo difendo perché salta fuori uno dopo 10 anni che dice ho sentito che l'hanno ammazzato. Figuriamoci quando è successo il fatto se noi non abbiamo pensato a questo. La prima cosa che abbiamo pensato è che era una vendetta. Poi siamo andati a leggere le carte, aveva lasciato un diario con una quantità di pagine incredibili, aveva lasciato scritto, non si era più ripresa dal fatto che il marito l'aveva lasciata, eccetera. Allora dice, cosa vuoi andare in cerca? Carabinieri lo chiudono con suicidio, polizia dice che è suicidio, magistratura dice che è suicidio, lui dice che è suicidio, perché io me la ricordo la telefonata quando sbotta e dice se le è successo qualcosa a me non me ne frega niente del pentimento, a me non me ne frega niente, o mi ammazzo io o faccio una strage. Cioè lui in quel momento avrebbe ucciso tutti quelli che gli venivano in mente, è perché si è convinto che era così. Allora lo capisco, 10 anni dopo salta fuori un deficiente che dice no, sono sicuro che è stato così. Come sei sicuro? Perché ero in cella con gente che parlavano tra di loro e hanno detto il giorno prima che venisse uccisa, domani verrà uccisa. Ma dico, ma in galera quando mai succedono queste robe? Ma figuriamoci, cioè, parli di un omicidio così. Ecco perché su certe parti sembra che io lo difenda, perché su certi argomenti lo considero un padre e non un bandito, ma lui resta la figura banditesca, resta la figura principale. Se invece di essere nato e di aver lavorato nel Veneto e a Venezia fosse nato a Milano, non c'era Vallanzasca che esiste, cioè Vallanzasca è un rapinatore da 4 soldi. Questo lo ripeto, 200-300 rapine vuol dire che lui si è fatto fuori tutti gli orafi del Vicentino, tutti, vuol dire tutti. Il 100% degli orafi del Vicentino è stato visitato dalla banda, gli hanno svuotato tutti i cavò, tutti. Quando fa il colpo al Marco Polo portando via l'oro degli orafi di Vicenza è perché ha l'informazione che c'è l'oro lì, 170 kg, è chiaro? Cioè, questo è il livello del bandito. Se fosse stato a Roma, non dico che è paragonabile alla banda della Magliana, perché lui dura sostanzialmente 15 anni, dall'80 al 95, la banda della Magliana in cui 15 anni ha contatti con i servizi segreti, con la politica, fa il falso sul caso Moro, eccetera, quindi è un altro mondo, però insomma siamo lì, Siamo lì, cioè lui portava nel Veneto 40 kg di eroina e 40 kg di cocaina ogni mese. Questa è la proporzione. Quindi riforniva tutto il nord-est solo di droga. Basta, sono esaurito.
Bene, quindi grazie. Grazie a voi. Grazie collega, che indaga, che è un bravo cronista, che cerca la verità. Questo è quello che dovrebbe Non fare. si sa se poi è la verità, la cerchiamo. Intanto la cerchiamo. Sì. Grazie. Allora, ringraziamo Maurizio Dianese, vi ricordo che se volete anche una breve dedica sul libro lo troverete qui fuori. Vi ricordo che è saltato l'appuntamento con